ora in onda Potere al Popolo. Come va l'aria di Natale? C'è l'atmosfera natalizia? Minga troppo. C'è un casino della miseria in giro, questo sì, però, dobbiamo cercarla, la magia del Natale. Buongiorno, buon mattino, Sammy Varin, Potere al Popolo, 5 minuti dopo le 11. Un saluto proprio a chi si trova immerso nel traffico e ci ascolta in auto con la Radio DAB. Buongiorno a chi è più tranquillo da casa sul canale 252. Prosegue la nostra controinformazione a quest'ora con Qui Europarlamento. Qui Europarlamento. E grazie al gruppo europeo Patrioti per l'Europa, all'interno del quale c'è anche la Lega, è con noi l'europarlamentare della Lega, Raffaele Stancanelli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Piacere, Raffaele. Piacere mio. Grazie per l'invito. È un onore, un piacere, soprattutto perché parliamo di cose che interessano la gente. Ho sentito un suo intervento l'altro giorno in commissione e ha detto: i veri protagonisti della sovranità alimentare, gli agricoltori, oggi sono i meno tutelati. E tra parentesi, proprio in queste ore e fuori dall'Europarlamento sono tornati i trattori per la vicenda Mercosur. Raffaele, riassumici un attimo quelli che sono i problemi, le problematiche sul tavolo in questo momento per chi produce, e sono tantissimi gli agricoltori in Italia, ma le paure anche da parte nostra, di noi consumatori, sul fatto di Mercosur. Ragazzi, le paure sono veramente tante, perché sto sentendo che dal Sud America potrebbero arrivare di quelle schifezze a prezzi bassissimi che la Cina in confronto. Ma partiamo da te, Stancanelli. Intanto, ripeto, grazie per l'invito, ma quel dato che hai sottolineato nel mio intervento in commissione è il nostro, come posso dire, il nostro leitmotiv dell'attività che svolgiamo in Parlamento, sia io, questa è la mia seconda legislatura, e abbiamo tentato di far capire a questi scienziati della ideologia che ritengono di raggiungere il mondo migliore uccidendo le attività produttive. Ecco, la verità è questa: sono ideologizzati, sono convinti che raggiungeranno il massimo, ma non hanno capito che dopo aver raggiunto il massimo avranno distrutto l'economia. E l'economia non è soltanto l'agricoltura, anche l'industria, per esempio. Oggi siamo alle prese con la grande crisi dell'automobile, che è una crisi indotta dalle politiche europee. Ma torniamo all'agricoltura. E l'agricoltura, che per quanto riguarda l'Italia, io sono un siciliano, ma sono prima di tutto italiano, l'agricoltura è stata sempre il nostro punto di forza. L'hanno incominciato a distruggere nel momento in cui hanno teorizzato che l'agricoltore è l'avvelenatore dei terreni. Si è mai visto qualcuno che avvelena l'oggetto del suo sostentamento? Eppure lo hanno pensato. Tanto è vero che esistono politiche europee che agevolano chi non coltiva, lo pagano se non coltiva, cioè siamo alla follia. E allora noi, per la mia frase, l'agricoltura agli agricoltori, ai produttori, facciamo diventare protagonisti, ha un significato politico ben preciso, cioè dobbiamo essere pragmatici, dobbiamo mettere l'agricoltore nelle condizioni di poter tranquillamente coltivare. Io oggi farò un intervento in plenaria, siamo a Strasburgo, in cui osserverò come l'agricoltore oggi è tartassato, non è in condizioni non soltanto economiche ma anche psicologiche di lavorare per l'attività negativa che i mandarini europei hanno portato avanti negli anni. Però, siccome io normalmente sono ottimista, ritengo che ci siano possibilità di ripresa per almeno due motivi. Intanto, grazie agli agricoltori per le proteste dell'anno scorso, che hanno scosso l'opinione pubblica non soltanto in Italia ma in molti paesi europei, in Francia, in Germania, in Spagna.
e poi perché oggi a livello europeo i risultati elettorali, di cui non voglio tenere conto i mandarini come li chiamo io, hanno dato una chiara maggioranza alle forze che io chiamo pragmatiche, cioè quelle che affrontano i problemi, tendono a risolverli e sono a fianco dei produttori, in questo caso degli agricoltori. Ecco perché sono ottimista, perché ritengo che in questa struttura riusciremo a bloccare tante idiozie, oltre che tante ideologie, ma anche a tornare indietro. Ecco, questo è in pochissime parole l'attività politica che noi svolgeremo nel campo dell'agricoltura in questi anni. Io sono in Commissione Agricoltura, sono il coordinatore del gruppo dei patrioti e quindi mi darò da fare per essere, come posso dire, al servizio di questi interessi, che sono gli interessi di coloro i quali poi lavorano. E queste sono le buone notizie che vogliamo sentire, che ci creano anche un po' di positività verso un'atmosfera natalizia bella. Raffaele Stancanelli, un'Europa che può essere domata e noi in questo veramente ci crediamo e seguiremo quotidianamente i vostri lavori. Grazie davvero Raffaele, ti facciamo tanti auguri da parte della redazione di Radio Libertà e dei nostri ascoltatori che ti stanno seguendo e naturalmente ti seguiremo nei lavori con l'Europarlamento. Grazie anche a te, auguri a te, a tutta la redazione, a coloro i quali ci ascoltano, buon Natale. Vi do una notizia: per la prima volta dopo tanti anni al Parlamento europeo a Bruxelles è riapparso il presepe, perché negli anni si sono vergognati perché dovevamo essere buonisti, non dovevamo offendere gli altri, e quindi meglio di non dire buon Natale, si diceva buone feste di inverno. Ecco, è tornato il presepe. Si sente l'aria nuova, per essere orgogliosi delle nostre tradizioni. Quindi auguri di buon Natale e buon anno a tutti gli ascoltatori. Grazie Raffaele Stancanelli, buon lavoro, buon Natale. Grazie a tutti. Qui Europarlamento.
Si chiama Marco Galli, una canzone che sembra parlare di ognuno di noi, non so se vi siete sentiti chiamati in causa. Marco Galli, come tante candele, lo abbiamo qui con noi. Buongiorno Sammy, Marco! buongiorno a te, buongiorno a voi, ai ragazzi che sono di là, grazie per l'ospitalità anzitutto. Ma che, è un grande piacere, anche perché mi dicevi prima, tu sei anche un vecchio ascoltatore di Radio Padania. Io negli anni caldi, che poi in Italia sono sempre caldi, È vero. sì, seguivo, ma perché apprezzavo una cosa che faceva Radio Padania, che era dava la possibilità all'ascoltatore di intervenire senza filtri, cioè non c'era la richiesta prima di sapere che cosa volevi dire, qual era l'intervento in base al quale o andavi in onda o andavi a casa. Guarda che era un bel rischio, cioè ti arrivava l'ascoltatore e tu dovevi anche dargli una risposta o comunque in qualche modo far fronte alle ingiurie che ti stava per dire. Sì, cioè, però sai Sammy, bastava usare e basta ancora usare il buon senso, questa Sì, cosa qua. Quindi, abbastanza. sai che cosa stai facendo, sai che stai parlando, intervenendo, ti è data la possibilità di dire la tua e quindi la usi al meglio questa cosa qua, no? Adesso sono poche le radio che fanno ancora questo giochino, cioè lo fanno ma ti pilotano, quindi devi dire quello che interessa al conduttore, altrimenti qui si fa ancora, lo sapete amici di Radio Libertà, chiamando in qualunque momento 0292947222, entrate in onda, ma anche, guarda, ti faccio vedere per curiosità, guarda i WhatsApp che sono arrivati questa mattina. Cioè, io ho cominciato alle 7:30, 7:40, vedi, dalle 7:40 questi sono tutti i WhatsApp che stanno arrivando, che sono peggio arrivati. Della chat delle maestre di scuola, sì, abbastanza. Quelli in nero sono ancora quelli da leggere, che dopo ve li leggo, ascoltatori, restate lì. Abbiamo un artista a tutto tondo, Marco Galli. Avete sentito la sua canzone Come tante candele, ma non è soltanto un cantante, ma è anche un autore, signori. Questo è il suo ultimo libro, ma chi ci sbircia in radiovisione, vedete altre produzioni. Ho in mano il libro Canzoni da leggere, immagini da ascoltare. Testi di Marco Galli, immagini di Erika Danello, prefazione di Massimo Germini, e adesso ci racconti chi sono. Il bello di comunicare utilizzando varie frequenze, un po' come le radio oggi, che non c'è solo l'FM, non c'è solo il DAB, non c'è soltanto la televisione, utilizziamo tutte le piattaforme possibili per sfiorare ogni tipo di ascoltatore. Anche tu stai facendo una cosa simile, comunicando che cosa? Questo libro, Canzoni da leggere, immagini da ascoltare, potrebbe essere anche un'interessante strenna di Natale, visto che manca così poco e con Amazon vi arriva a casa in poche ore. Cosa ci avete messo dentro? Ma Sammy, intanto grazie per le belle parole che hai detto per presentare questo libro, questo umile libro, voglio dire. Ho raccolto un po' di testi che ho scritto in questo periodo, ma non solo, è parecchio tempo che ho questo vizio di scrivere canzoni e le ho volute mettere in una forma un po' particolare per ridare senso e potere alla parola. Voi dite al popolo, va bene, Un ok, minimo. però alla parola, Alla perché parola. arrivo, come penso anche te, da una generazione dove si correva a casa con il disco o la cassetta per aprirla in fretta e andare a leggere i testi, È prima vero. ancora di ascoltare. E questa cosa non mi è mai passata dai ricordi e dal piacere. Oggi purtroppo non si può praticamente più fare, Sammy, nel senso che è tutto fluido, è tutto nei telefoni, nei computer, ma il piacere di aprire, no, di scartare un disco e andare a leggere le parole senza ascoltare la musica, già le parole ti danno un suono, ti danno un'immagine, ti fanno vedere una scena. O prima, fuori onda ti facevo l'esempio,
Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno gli ha visti tornare tenendosi per mano. Ora, senza la melodia di sottofondo, questa è una scena che ognuno di noi l'avrà vista, ognuno con i propri particolari dettagli, no Sammy? È questo che quindi il senso ho voluto mettere, ovviamente ho fatto un esempio altissimo chiamando in causa Lucio Dalla, i miei testi sono sicuramente di levatura molto inferiore, però va bene, quello che è, l'ho voluto mettere in questa forma qua, Quindi questo è un libro che doveva essere un disco che non praticamente. ce l'ha fatta. È un disco che non ce l'ha fatta, signori, ed è rimasto libro, ma racconta tante immagini. Esatto, perché poi ho voluto unire alle parole le immagini, affidandomi a una bravissima pittrice di Savona che è Erika Danello, che saluto e ringrazio. Ciao Erika. Ciao Erika, la quale ha dipinto su ogni testo prendendo spunto da quello che a lei suscitava. Ecco, prego in regia di far vedere anche le immagini che riguardano questo libro e anche gli altri, che adesso ci racconta il Marco Galli. Quindi un qualcosa di bivalente, no? Aiutati da Erika, si sogna, si spera, si piange. Visualizza. Quali sono le argomentazioni, i sapori che ci sono in questo libro? Ma c'è un po' di tutto dentro, dalla canzone d'amore che ognuno di noi, prima appunto hai detto questa canzone sembra che parli un po' di tutti, vabbè, ma l'amore parla di tutti, la canzone d'amore ha questa caratteristica. Poi c'è dentro anche del sociale, con un brano recente che ho scritto prendendo purtroppo spunto dalla tragedia di Paderno che è avvenuta a fine estate, di quel ragazzo che in un baleno ha fatto fuori la sua stessa vita e quella dei suoi familiari, e quella cosa mi ha toccato molto e ho scritto un testo, un brano che si intitola Fermati prima, che è qua dentro, e che racconta quindi queste vicende che stiamo sempre più vivendo, ascoltando, per cui c'è dentro un po' di tutto. C'è anche il sociale con una canzone che poi ha musicato e interpretato lo stesso Massimo Germini, che di questo libro ha scritto la prefazione, e ringrazierò sempre, lo salutiamo. Massimo Germini è un pluristrumentista, un chitarrista che accompagna e ha accompagnato tante persone, artisti importanti, da Rossana Casale a Giorgio Faletti, tuttora è con Roberto Vecchioni. E quindi c'è questo brano che parla di due bambini, uno israeliano, uno palestinese, che non si fanno la guerra, sono bambini e cercano di giocare a pallone mentre cadono le bombe. Quindi disegnano un mondo che li salva da quel contesto lì. Il brano è contenuto qua dentro. In coda, Sammy, al libro c'è un QR code, vedi oggi il QR code che è bergamasco, adesso gli amici delle valli sanno cosa vuol dire QR code, da inquadrare col telefonino ignorante, certo. E cosa succede se inquadro il QR code? Si possono ascoltare andando, quindi ti porta sul canale SoundCloud di Marco Galli e lì ci sono le canzoni per chi vuole. Cioè, capisci, ascolta. poi le ha messe anche quella di questi due bambini, c'è la canzone di questi due bambini. Sì, Da questa parte del muro è il titolo, Allora, ed è cantata da Massimo Germini, la musica è la sua, bello. La casa editrice, che ringrazio, ha fatto, credo, un bel lavoro, è stato suo lo spunto di dire: Marco, ma perché non mettiamo, no, il QR code? Molto originale, veramente, signori. So che siete a caccia di un regalo di Natale da non spendere troppo, ma per differenziarvi dagli altri, qualcosa che il destinatario non ce l'abbia già, possibilmente, che ti fa il sorrisino e dice: che cazzo, ce n'ho già a casa uno. Canzoni da leggere, immagini da ascoltare. Questo è un libro che doveva essere un disco, ma avete sentito, poi se inquadrate il QR code col telefonino c'è anche, vi porta nell'altra dimensione dove c'è anche la musica.
e ci sono canzoni molto profonde e molto importanti, soprattutto in un momento del genere. Chiaro che adesso abbiamo ancora 3 minuti e la domanda che io mi faccio è: ma chi è questo Marco Galli? È un musicista? È un autore? Perché non hai mica fatto solo questo libro, chi ci guarda in radiovisione sta vedendo anche altre opere. Chi è questo Marco Galli? Tu lo dovresti conoscere un po' meglio. Che cosa ci dici in 2 minuti su Marco Galli? Lo conosco di svista, come il titolo del primo libro che ho pubblicato nel Dai. 2000, dal mio punto di svista, sì. Ma Sammy, sei molto buono, ti ringrazio. Sono un cantautore che per buona parte della sua vita ha fatto tutt'altro. Io facevo l'odontotecnico, però avevo sempre la chitarra in laboratorio che mi chiamava e io la dovevo sempre rimbalzare perché non c'era tempo. Poi qua siamo nella terra della produzione, no, qua o produci Presto, lavorare, per lavorare. per ieri, lo devi fare bene per ieri. E questa cosa qua però, ha finito questa battaglia ha finito nel 2018 quando mi sono trovato in finale al premio Pierangelo Bertoli, Wow. con una canzone appunto che ho scritto, che è qua dentro, che è La danza del tempo, trovandomi in scaletta subito dopo un signore che si chiama Marco Masini. Quindi è Dai. successo tutto un insieme di emozioni, di situazioni che mi hanno fatto dire: "Ma sai che c'è? Che io voglio fare questo." E avevo 48 anni. Quindi voglio dire, si possono sempre fare le scelte, anche se sono difficili, perché ovviamente è una scelta giravano un po' più di quattrini quando facevo i denti, Sammy. Questo lo dico Lo immagino, molto ne certo. però sai che c'è, che sono più felice adesso, perché ho quel Marco Galli adesso veramente l'ho incontrato e l'ho accolto, mentre prima invece Certo, non ricordavi più chi fosse veramente. esatto. Davvero ragazzi, questa è una cosa che riguarda un po' la nostra vita quotidiana. Cercate di di Chi di far siete voi? di far uscire meglio la Mh. vostra personalità. Chiaro, non tutti magari riescono a fare una scelta così importante, però, guadagnatevi la giornata, facendo spazio anche a, il vero essere che c'è in voi e quindi, dando più tempo al vostro hobby, alla vostra passione, a quello che potrebbe essere un secondo lavoro o magari il lavoro principale se decideste di. Intanto avete scoperto chi è Marco Galli, dove trovare la tua musica, ma anche questo libro, Canzoni da leggere, immagini da ascoltare, che secondo me è una strenna natalizia molto elegante, che non fa rumore, ma se inquadrate alla fine il QR code vi porta anche nell'aspetto musicale. Dacci tutti i contatti per Marco Galli, dai. Sono molto pochi in realtà. Sono il canale SoundCloud, dove c'è la musica appunto, ci sono diverse canzoni, non c'è proprio tutto quello che ho fatto, ma c'è un po' di materiale dove si può ascoltare in modo gratuito, perché basta scaricare l'app. E poi vabbè i soliti canali, qua vedo Facebook che abbiamo davanti, Instagram, YouTube, il canale Marco Galli cantautore. Ecco, importante, scrivete Marco Galli cantautore, se no vi viene fuori quello che fa casino, spara cazzate che non c'entra niente, ok? Tanto per. E questo libro, se uno lo vuole ordinare come regalo di Natale? Beh, Amazon, ahimè, ahinoi, con buona pace delle librerie che continuo comunque a consigliare. Si trova anche in libreria, lo Certo, si può ordinare in casa. esatto, grazie Sammy. E quindi Amazon in libreria, oppure direttamente facendo l'ordine alla Placebook Publishing, che è la casa editrice, e vi arriva a casa in poco tempo. Ragazzi, penso di avervi dato un'idea che non vi aspettavate.
Canzoni da leggere, immagini da ascoltare, ma anche un cantautore da scoprire, e ti prometto, caro Marco, che i tuoi pezzi saranno inseriti più spesso nelle frequenze di Radio Libertà, tra una arrabbiatura e l'altra, tra un quotidiano e l'altro. No. Poi mi fai avere una selezione dei pezzi secondo te più particolari della tua produzione, e chiaramente anche quelli interpretati grazie a Massimo Germini. Oh, che cavolo, c'è roba buona da ascoltare e che per fortuna qualcuno ancora trasmette. Marco Galli, è stato un onore. È stato un grande piacere. Seguite Radio Libertà, Sammy Varin, e grazie per questo spazio, Sammy. E buon Natale, buon Natale a voi, a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Salve a tutti, sono Babbo Natale. Mio caro Babbo Natale, ti rubo la linea, sono Max Martinelli e volevo augurare buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Tanti auguri anche dalla Exclusive Dance Chart, dai più belli d'Italia. Babbo Natale, a te la linea. Buone feste.
Questa è la potenza del Natale che ci piace. Peccato non abbia avuto il successo che meritava questa canzone intitolata Palle di Natale, perché a cantarla sono stati i ragazzi della pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Palle di Natale, la trovate facilmente sugli store digitali ma anche su YouTube. È l'atmosfera giusta, quella che ci vuole, cercare di fare del bene andando direttamente alla fonte, senza giri strani, perché sennò c'è qualcuno che se li mette in tasca i vostri soldi. 11:38, abbiamo il Segui la Lega, dai! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E naturalmente grazie a tutti voi che state seguendo Radio Libertà da questa mattina. Ce n'è qualcuno che mi segue dalle 7:30 del mattino, quando ho cominciato la rassegna stampa? Alzi la mano chi mi segue da quell'ora. Il regista, buongiorno, grazie. 1, 2, 3. Quanti registi abbiamo? Solo due. Siete in due a seguirmi? No, dai, fatemi un whatsappino 340 6709 659. Adesso ve li leggo i WhatsApp. Prima però ancora i complimenti, e sono arrivati anche messaggi per farteli, a Marco Galli, che è l'artista che ci è venuto a trovare. Grazie anche a Eugenio Guerrotto. Eugenio è uno che fa radio anche lui da qualche annettino, che smonta gli impianti. È bella la passione di fare radio in tutti i sensi. Intanto, naturalmente, le ultime notizie. Dobbiamo certamente rendere noto ciò che è accaduto nelle ultime ore, mentre noi guardavamo giornali, ancora giornali. L'attentato a Kirillov, parla Medvedev, funzionari NATO sono obiettivi legittimi. Sparano, ma mica poi tanto. Dalla Russia giustamente dicono: adesso vi facciamo vedere noi che cosa sappiamo fare. E poi la brutta notizia da Genova: operaio muore schiacciato al porto di Genova, un altro ferito, sciopero immediato, città paralizzata. Queste le notizie più importanti ultim'ora. Chiaramente, qualcuno ha alzato la mano. Io ti sto seguendo dalle 7:30, anche quando vado a correre, Pietro. I love you, Pietro, sei quasi meglio dei nostri registi, che loro sono obbligati a seguirmi, anche con le telecamere. Se guardate in TV sul 252 o sui social, mi seguono da una telecamera all'altra. Non ti dico quando mi sono spogliato questa mattina, ragazzi. Chiaro che qui dovete trovare il podcast della rassegna stampa o andare su YouTube e Facebook, dove sono anche le immagini, e vedere Sammy Varin che ha fatto vedere la canottiera bossiana, perché qui ce lo abbiamo sempre duro, è chiaro, politicamente of course. Il profumo che regaliamo a Natale si chiama Dur, o Dur se volete anche. Che tempi! Ma siamo ancora qua, ragazzi, in battaglia come non mai. Ieri pochi leghisti in aula, chissà come mai, era forse un messaggino? 340 6709 659. A proposito di atmosfera natalizia, ve lo dico subito, se no poi mi spegnete a mezzogiorno col cavolo. No, oggi c'è anche tutto un magna magna. A mezzogiorno ci colleghiamo con un parlamentare della Lega. Subito dopo, in È tutto un magna magna, atmosfera natalizia con i più bei presepi viventi d'Italia. Viventi, non morenti, viventi, ok? State lì che poi vi leggo delle cose che non sapete. Ci sono anch'io, Walter, dalle 7:30, solo app per fortuna, vederti anche no. Grazie, Walter. Ti capisco, però mi fa piacere, perché capite che è una squadra, la nostra è una famiglia, è un qualcosa di più, è una casa di ringhiera, e dove si faceva ancora la pipì nel bagno fuori, col cavolo, no? Noi ce l'avevamo già dentro, i nostri nonni, certamente, la pipì, ma vi potete portare, certo, anche in bagno. Non guardo. Eccomi, Sammy, stamattina connesso sin da quegli stramaledetti gatti.
perché io c'ho 3 gatti. No, non ce l'aveva con i miei, ma con quelli di Radio Libertà. Alle 7:26, giù di lì, in apertura di rassegna stampa, c'è miau, miau, miau. Lo so, a quell'ora molti di voi dormono e quindi fate finta che non vi abbia detto assolutamente niente. Grazie, mi state scrivendo in tantissimi per dire ti sto ascoltando dalle 7:30. Questo mi riempie di gioia, veramente è un complimento gigantesco che mi state facendo, non ve ne rendete conto, eh? Ho chiesto chi è all'ascolto dalle 7:30 di stamattina quando ho cominciato la rassegna stampa, guarda quanti WhatsApp, siete dei pazzi, siete completamente fuori. Ci ritroviamo, certo, ci ritroveremo a Pontida l'anno prossimo, poi ci abbracciamo una volta all'anno, quella volta ci incrociamo in migliaia, ma poi anche in tanti eventi Lega, è vero, è vero. Raul specifica, io dalle repliche ancora prima delle 7. Chiaro Raul, tu hai dei problemi, io ti posso capire, ma adesso c'è lo psicologo anche in classe, quindi tranquillo, vai in classe che lo psicologo del PD lo trovi anche a scuola. No, è vero, la diretta comincia alle 7:30, ma durante la notte fino a tarda notte ci sono le repliche delle migliori trasmissioni del giorno, delle migliori o anche delle peggiori. Ma Marco Galli non è un conduttore di Radio 105, sì, infatti stavo proprio, attenzione, quando cercate il cantautore che è stato qua prima, anche scrittore, attenzione perché se scrivete Marco Galli è il pazzo furioso che mi telefonò, qualcuno se lo ricorda, un po' di anni fa, quando facevo il Padania Sveglia alle 7 del mattino, quello una volta mi ha telefonato in diretta per pigliarmi in giro. Erano i tempi che anche Cruciani e Parenzo qualcosina su Sammy Varin l'hanno detta, cercate su YouTube. Egregio signor Carlo, buongiorno, immagino lei di fronte alla slide, politico giovane già trisavolo, che spiega lo sviluppo economico come ha detto poc'anzi. Complimenti sempre alla trasmissione. Mattia da Padova. Chiaro che c'è stato Carlo Cambi con Giulio Cainarca prima di me, troverete tutto in podcast tra pochissimo, oppure cercando Radio Libertà su YouTube o su Facebook. Ma se per caso in Germania buttassero fuori Scholz, cosa la metterebbe? Cosa farebbe la von der Leyen? Bella domanda. Buongiorno, perché non sospendere il 110%? Intanto sono soltanto il 4% delle case. Ma uno che ha cominciato i lavori, insomma. Ma il modello sbagliato è tutta farina del sacco di Draghi. E se noi Italia rispondessimo minacciando l'Europa, dicendo di uscircene dall'Unione, essendo ormai lo Stato che finanzia le casse europee, come andrebbe a finire? Caro Giuseppe, dobbiamo cominciare a minacciare? Ci abbiamo già provato, quando eravamo contro l'Europa, no euro, eccetera. Qualche testata l'abbiamo presa e ci siamo fatti anche un po' male, come ai tempi della secessione. Chiaro che le minacce fatte bene, come quella della secessione, provocarono una reazione per cui lo stesso PD fu obbligato a inserire l'autonomia nella Costituzione. E adesso l'autonomia, proprio utilizzando quegli articoli inseriti, cambiati dal PD, insomma, adesso ce la possiamo avere facilmente. Chiaro che adesso è il PD che ci fa 3.000 menate, seghe mentali, ma noi le seghe mentali le superiamo tranquillamente. Se non fanno almeno una riforma del fisco sulla separazione delle carriere dei giudici, dopo aver votato i vari referendum sulla RAI, eccetera, sempre disattesi, cosa vado a votare? Per che cosa? Scrive Enzo da Como. Alberto da Colnago, ho letto che la Francia e l'Italia con altri 7 paesi sono contrari al patto, che è anche un pacco, Mercosur. Ma allora com'è possibile che la von der Leyen lo abbia firmato? Sì, lo ha firmato, ma poi ci vuole la ratificazione di un tot della popolazione e quindi pare che insomma soprattutto l'Italia potrebbe fare da contrappeso, niente male, e speriamo bene certamente, perché la von der Leyen l'è una furbeta, come si dice. Sto leggendo tutti i vostri messaggi arrivati questa mattina al 3406709 659, ce n'è anche uno audio sul cursore, sentiamo un po' cosa ha da dire. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbia Chiese. Ciao. Allora, a proposito della Turchia, ho appena letto che si è ridotto il tasso dell'inflazione annuale al 47%. Vuol dire che prima
viaggiava sul 60%. Vorrei ricordarvi che in occasione del finto colpo di Stato Erdogan ha messo in prigione, mi sembra, 15 o 16.000 prigionieri che lui ha giudicato cospiratori, tra i quali c'erano il folklore degli industriali, degli intellettuali, dei giudici, degli impiegati migliori che aveva in Turchia, i più laici. Pertanto per me la strategia di Erdogan è semplicemente folle, cerca di ricostruire un impero ottomano inesistente, non ne ha la forza, non ne ha le capacità tecnologiche e informatiche, praticamente gioca ai ricatti e fa il potente con chi? Con quei poveracci di musulmani dai quali è circondato. Se si deve mettere al confronto con una qualsiasi nazione europea, è un perdente. La Turchia aveva l'occasione di diventare un paese tecnologicamente avanzato, aveva cominciato a farci anche concorrenza, ma praticamente con questa involuzione musulmana islamica che poi cerca di togliere anche il diritto alle donne allo studio, mi sa che tra pochi anni farà una brutta fine. Interessante, vedremo che fine faremo noi. Auguri di un sereno Natale a Carlo, alla sua famiglia, Saggio Gandalf, il bianco del programma Auto da Fe del sommo Cardinal Cainarca. Bravo Gianni, ricordiamolo, alcuni si chiedono ma che fine ha fatto il nostro condirettore Giulio Cainarca, eccetera. Non fa più la rassegna stampa, ma più tardi, in tarda mattinata, verso le 10, 10:30, conduce questa trasmissione che si chiama Auto da Fe, che è molto potente. Ecco, vi dico solo questo: se non l'avete mai sentita, cercatela su YouTube, Facebook, cercando Radio Libertà, oppure nel podcast sul sito radiolibertà.net, così date anche una sbirciatina al nostro sito di controinformazione e, perché no, magari ci date anche una mano economica andando sul sito, certo, e cliccando Sostienici. E grazie a tutti quelli che lo stanno facendo anche in posta, mi state scrivendo ancora dicendo che stamattina sono andato in posta. Prendete uno di quei moduli bianchi, in posta ci scrivete conto corrente postale 37671294, 37671294, e lo intestate a Radio Libertà, e rimane il regalo di Natale per la radio così strana che magari avete scoperto soltanto negli ultimi mesi. Scrivetemi il WhatsApp se mi avete scoperto da poco e avete capito che la nostra radio è molto diversa dalle altre, ma vive esclusivamente grazie al vostro sostegno, e se non ce lo date rischiamo davvero di non vivere più. Facciamo un giro di parole, nel senso che chissà. Grazie naturalmente. Marila, le chiamano droghe leggere, ma se restano in circolo per tanti giorni, tanto leggere poi non sono. Mito sfatato. Abbiamo avuto ospite prima il sottosegretario Alessandro Morelli, abbiamo parlato anche della polemica con Vasco Rossi. Chi ha ragione, Vasco Rossi o Matteo Salvini? Dopo aver fumato uno spinello, voi mi mettete alla guida? Punto di domanda. Santa pazienza, no, che poi ci andiamo tutti ad ascoltarlo sto Vasco Rossi. Adesso al prossimo giro, prossime tournée, inizierà a fare i comizi. Questo è vero, è vero. La Schlein, il peggior segretario del PD dai tempi di Adamo ed Eva. Ma tranquillo, adesso torna Prodi. Le nuove regole della strada fregheranno solo la gente comune, mentre chi non ha nulla da perdere sempre peggio, grazie Salvini. Oddio, insomma, la gente comune non si fa lo spinello mentre guida, non si droga e cerca di rispettare le leggi, la gente comune. Poi ci sono quelli, certo, che il rispetto non esiste proprio, che non rispettano le leggi, che non rispettano neanche i blocchi dei carabinieri, della polizia. 3406709 il più veloce, entra in onda con me, certo, difendiamo i nostri presepi e alberi di Natale. Se a Roma non c'è chi li difende, anche quelle nostre tradizioni cristiane vengono vandalizzati. Chi sono i vandali? Bella domanda, Ciao Sammy, anch'io ti ascolto da stamattina, dai gatti fino alle 12, tutti i giorni, da quando fai la tua grandissima rassegna stampa. Avanti così. No, Cesare, non è una grandissima rassegna stampa, assolutamente non comparabile con quella di Giulio Cainarca.
è un prodotto diverso, che cerca di avvicinare anche chi magari la rassegna stampa non la digeriva perché è noiosa, perché dura troppo, perché la facciamo un po' più ritmata, un po' più allegra, anche se le cose effettivamente allegre a volte non ci sono. Salve! Che coraggio, stileghisti, ci scrive Enzo. In che senso, Enzo? Nel senso che siamo ancora in onda? Oh no, forse intendevi per il fatto che aiutano Radio Libertà, e quello sì, effettivamente. Che coraggio, stileghisti. Siamo alle 11.52, qualche evento targato Lega sul territorio e sulla home page del sito di Radio Libertà, e ringrazio Beppe Braga che lo gestisce e mi ha messo in apertura l'intervista con Roberto Vannacci. Cavolo, ieri mattina alle 9 lo abbiamo ospitato nel Qui Europarlamento e Vannacci ha parlato per bene delle sanzioni contro la Russia, che al posto di fare male alla Russia fanno male a noi. Cena di Natale con Roberto Vannacci questo venerdì 20 dicembre, signori. Chi ci segue dalla Toscana ad Arezzo, questa è l'unica data per tutto il centro Italia, incontrate Roberto Vannacci, il generale Vannacci, questo venerdì 20 dicembre ad Arezzo, al ristorante Fuori Menù di via Castelsecco 2/8, e chiaramente se lo incontrate dite: "Uè, vi saluta Sammy Varin, quello che ti ha intervistato l'altro giorno e ti ha dato del tu", perché io do del tu a tutti, che figure che faccio. Sabato 21 dicembre la cena di Natale della Lega Giovani di Bergamo alle 20, ristorante Danisio, via Marchesi 18, Torre dei Roveri. Saranno naturalmente presenti gli esponenti politici della zona, e ragazzi miei, questa è una roba che conviene, perché per 25 euro c'è antipasto, primo, secondo, sorbetto, compreso il bere. Chiaro che, signori, non so se è tardi oppure no, però contattate la sezione della Lega a voi più vicina nella Bergamasca. Il ristorante si trova a Torre dei Roveri, ma anche soltanto passate per fare un saluto. Chiaro che se bussate e salutate quelli della Lega, non so se riuscite anche a cenare, perché un prezzo del genere e dove lo trovi? La cena provinciale di Natale ancora, questa volta a Ponsacco, siamo in provincia di Pisa, 22 dicembre ore 20, ristorante Ariete, via Mattei 9, Ponsacco, leggermente più cara per 30 euro, ragazzi miei, ma contate anche che si dà una mano alla locale sezione della Lega. Questo venerdì 20 dicembre la cena di Natale della Lega Verbano Cusio Ossola, siamo in Piemonte alle 20, all'agriturismo a Cadi Navaroi, strada provinciale 69, Vogogna Verbania. Ci sono tutti i leghisti piemontesi più importanti: Alberto Gusmeroli, Alberto Preioni, Enrico Montani e naturalmente il segretario piemontese Riccardo Molinari. Tra gli eventi targati Lega, anzi non targati Lega, ma portati avanti musicalmente, posso dirlo, da due leghisti abbastanza storici, anche se lui, il giovane, è giovane davvero. Sto parlando dei fisarmonicisti del duo Mazzola, nati praticamente alle feste della Lega ormai da più di 10 anni. Stanno girando in questi giorni tutti i mercatini di Natale della zona con le loro fisarmoniche. Il duo Mazzola sono papà e figlio, che girano in lungo e in largo, soprattutto nella Bergamasca, ma non soltanto. Attenzione, perché il 21 dicembre saranno a partire dalle 15 ai mercatini di Natale di Albino, in provincia di Bergamo. La notte di Natale, animazione alla messa in quel di San Paolo d'Argon Bergamo, ore 21, e più tardi l'animazione alla messa presso la Chiesa delle Grazie di Bergamo città, a partire chiaramente dalla mezzanotte, e subito dopo le pastorelle notturne in Valle del Luio, chiaramente con la musica delle fisarmoniche. Il 26 dicembre, Santo Stefano, le pastorelle con il duo Mazzola suoneranno in Piazza Duomo a Milano. Bellissima atmosfera, li vedrete sicuramente in televisione. Il duo Mazzola
ha fatto anche un bellissimo CD con le musiche storiche dei nostri nonni. Trovate tutto quanto su internet, ma se avrete la fortuna di vederli dal vivo suonare, come minimo gli chiedete il CD, ce l'hanno lì. Che faccio? Me ne vado? Ma quasi quasi sto qui ancora un po'. No, mi fermo per 10 minuti, ma oggi è mercoledì e il mercoledì arriva anche È tutto un magna magna. Ma prima ancora ci sarà un Qui Parlamento importantissimo per me, perché si mangerà una bella pizza e di questi tempi una pizza fatta bene la vorrei davvero. Tutto tra 5 minuti, il tempo che andate a fare pipì, fate finta che ci sia la pubblicità, che poi magari c'è davvero, e ci ritroviamo tra pochissimo con il parlamentare del Qui Parlamento, il senatore Gianluca Cantalamessa. There once was a ship that put to sea, the name of the ship